Beh, innanzitutto vorrei ringraziare innanzitutto i ragazzi fuori che hanno fatto un tifo per tutti i 40 effettivi molto, molto bello e con molta passione. La partita è stata molto bella, 8-5 se non sbaglio è finita e comunque penso fuori si sono abbastanza divertiti. La partita, diciamo, abbiamo difeso 15 effettivi con il portiere di movimento, il loro portiere di movimento molto bene, molto preparato. Sappiamo che Rosigna che prepara molto bene le palle inattive e comunque le giocate di questo tipo. Il rigore, diciamo, 90% fortuna, poi chiuso gli occhi è andato bene, diciamo, ginocchio traversa, palo, quello che è stato, quindi è andato bene, dai. Bene, molto modesto evidentemente e proiettiamoci insomma sulle prossime settimane, manca ancora qualche partita al termine, dove può arrivare questa Ardenza Ciampino già in questa stagione? La prossima noi andiamo all'Olgiata con l'Olympus, lì anche faremo un'altra battaglia di questo tipo. Noi oggi l'importante era vincere, fondamentale per rimanere aggrappati al treno dei playoff. Non so sinceramente che hanno fatto l'altro, però penso abbiano vinto sia Proto Rinaldo che Porto San Giorgio. E niente, noi cercheremo di vincere ogni partita per andare ai playoff, perché penso di meritarcelo.